Buona giornata, ben trovati ad un altro appuntamento con l'informazione sportiva, sempre attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com e sempre attraverso il canale 95 corrispondente a Caffè TV 24 che trasmette su questo canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma vi ricordo che con altri canali Caffè TV 24 si vede in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese. Andiamo ad iniziare il nostro appuntamento e lo facciamo con il calcio. Ufficiale Piatek al Milan, poi Icardi, c'è Vanda Nara che continua a ragionare e a parlare con Marotta per il suo Icardi, punta al rinnovo. Mentre la Juventus guarda al possibile rientro di Pogba, ma ci sono anche Isco e Modric nel mirino. Il campionato ricomincerà intanto venerdì con Sassuolo-Cagliari, Sampdoria-Udinese e poi in serata il match sempre importante tra Milan e Napoli con il ritorno di Ancelotti alla guida del Napoli in quel di Milano. Andiamo in Serie B dove al Venezia Walter Zenga, eccolo qui, è in apprensione per il difensore Bruscagin che in allenamento con Rossi si è fatto un pochino male e quindi non si sa se sarà della partita o meno, ma ha salutato ieri, a proposito di difensori, anche il primo allenamento del vittoriese Michele Fornasier arrivato dal Pescara. Domenica per quanto riguarda il Venezia c'è un derby interessantissimo contro il Padova, interessante per il fatto che il Padova ha rinforzato e ha cambiato quasi tutta la squadra ed è reduce dalla splendida vittoria contro il Verona di Pazzini. In Serie C, nel girone B, continua il bel campionato del Pordenone, in testa alla classifica, si ricomincia in effetti con Pordenone-Rimini, per il Rimini dopo l'esonero di Acori ancora qualche problema, Sudtirol Virtus Verona e poi Triestina Albino Leffe, mentre nella serata ci sarà il Lanerossi Vicenza che affronterà il Feralpi Salò Almenti. Per quanto riguarda la Serie D, aspettiamo nelle prossime giornate, vedremo insieme il quadro completo e faremo un altro commento sul Montebelluna, che comunque è a 28 punti in mezzo alla classifica e guarda tranquillo quest'anno, l'Adriese il comando con 39, Arzichiampo e Campodarsego a 36, campionato molto interessante e molto bello, come quello di eccellenza nel girone B, 20ª giornata giocata, con Lia Piave che ha effettuato il sorpasso a 44 punti, Luparense a 43 e Mestre a 39. Per la Luparense domenica c'è un incontro delicato perché l'Eclisse viene contro l'Eclisse Careni Pievigina di Pieve di Soligo per l'appunto. L'Eclisse viene da una buona vittoria raggiunta a Sedico, dove per questa sconfitta è saltato anche la panchina di Bruno Gava. Bene, Luparense in casa di Pieve e qui potrebbe, non diciamo risolversi e decidersi il campionato, però insomma dare un'impronta particolare a questo campionato con il Lia Piave di Mauro Tossani che adesso ha raggiunto la vetta, anche se Mauro Tossani, conoscendolo, sta continuando a buttare acqua sul fuoco, dice noi siamo troppo alti per quanto riguarda i veri valori di questo campionato. Staremo a vedere se avrà ragione oppure no. Promozione girone D, 18ª giornata giocata con l'Opitergina, come vi dicevo ieri, che ha mandato in panca Florian, giocatore appunto, che si farà aiutare da Claudio Ferrati, quindi saranno in due, insomma, anche perché sappiamo tutti che fare allenatore-giocatore diventa abbastanza problematico e abbastanza difficile. In bocca al lupo all'Opitergina, dopo la parentesi De Pieri, Opitergina ha 32 punti, a molti e ai più è stata un po' un fulmine a ciel sereno, perché esonerare un tecnico che è al terzo posto in classifica, insomma, non è da tutti, però ci saranno stati i buoni motivi sicuramente. Andiamo a vedere la TVB Basket, perché parliamo di basket. La TVB sta preparando la sfida contro la Fortitudo a Bologna, purtroppo non ci potrà essere Giovanni Tomassini, come vedete, lui si è fatto operare già nella giornata di ieri, operazione perfettamente riuscita in artroscopia, c'era già sui social una foto, rintronato, ma sono qui, rintronato non era proprio la parola giusta, ma la parola non era molto televisiva, e allora rintronato, ma bene l'operazione per Tomassini. Gracis è già al lavoro, deve trovare assolutamente una risoluzione per quanto riguarda
il play e poi vedere di trovare un colored oppure play colored, insomma ci sono solo gli imbarazzi delle scelte. Ponzano ha perduto, queste sono le squadre che seguiamo, A2 femminile. Ponzano ha perduto sabato scorso e adesso va in trasferta. La Ruker Samb, a proposito, ecco, grazie alla regia perché mi fa ricordare, beh lo facciamo, insomma non capita molte volte, ma c'era oggi sui social gli auguri alla Pizzolato, giocatrice di Ponzano che compie gli anni, non vogliamo sapere quanti, ma sono sicuramente pochi, meno dei miei sicuramente. La Ruker Samve invece sabato torna in casa contro Orzinuovi dopo la sconfitta a Milano. È un'altra compagine di alta classifica, un'altra compagine che potrebbe rompere le uova nel paniere della tranquillità di Marco Mian. Saremo lì e vedremo cosa succederà. Andiamo invece a parlare di Imoco, parliamo di pallavolo femminile, andiamo a Lodz in Polonia ancora. La squadra di Santarelli e Capitan Volos è ritornata con un ottimo 3-0, abbiamo sentito Santarelli parlare ed essere contento della prestazione delle sue pantere. Bene, allora noi facciamo un passo indietro, prima questa fotografia che ci manda la regia, in effetti è Sorokaite, che potrebbe essere, e usiamo il condizionale perché ancora non si sa nulla, potrebbe essere un rinforzo delle pantere, quindi vediamo se Sorokaite rinforzerà il roster importante della formazione coneglianese trevigiana. Ritorniamo, dicevo, sul parquet del Palaverde a parlare con Chiara Arcangeli, il libero di Monza, subito dopo la partita contro Monza, quella che era il match di ritorno terminata 3-1, quindi andiamo a sentire Arcangeli che non era molto contenta. Allora Arcangeli, come dicevo in privato, non invecchi mai perché continui a volare, continui a fare grandi partite, insomma sei un po' delusa questa sera. Beh, sicuramente sapevamo che era molto difficile e loro sono una grande squadra. Abbiamo cercato comunque di tenere su il morale, di continuare a provare a fare il nostro gioco, e c'è amarezza perché comunque l'anno scorso eravamo lì e quindi ci sarebbe piaciuto essere di nuovo in Final Four. Immagino. In telecronaca però ho detto che, e anche Silvia Giovanardi dice che sicuramente vi ritroveremo nei giochi finali di questo campionato perché bella squadra, ci siete. Sì, dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo trovare ancora qualche meccanismo, ma penso che sono fiduciosa perché sono tutte ragazze che hanno voglia di migliorarsi e quindi magari ci ritroveremo alla fine oppure no, non lo so. Spero di sì per voi. Falasca ha fatto girare un po' tutto, abbiamo visto che ci sono dei buoni elementi nonostante tutto, no? Avete provato fino all'ultimo perché ci siete rimaste. Sì, era il nostro obiettivo, anche se ce lo siamo detti prima della gara, se riescono a vincere un set, poi però bisogna comunque continuare per dar fiducia al nostro gioco per le prossime gare. Tu continua così comunque? Ce la metto tutta. È una Chiara Arcangeli che veramente non molla mai, insomma passano gli anni, ma lei è sempre lì come una dei migliori liberi italiani. Le 4 squadre che si affronteranno, dopo questa partita si è aperta appunto la Final Four per Conegliano, le 4 squadre che si affronteranno in Final Four sono Imoco che affronterà Scandicci e Busto Arsizio che affronterà Novara. A proposito di Novara, ritorna il campionato, ritorna con l'Imoco che va a Novara a giocarsi questa partitissima, ci sono un po' di interviste anche di danesi sulla stampa nazionale che dice andiamo a giocarcela, insomma partita aperta, loro le bocche di fuoco ce l'hanno quasi esclusivamente in Egonu, noi abbiamo delle scelte, vedremo. In volley, il Volley Champions per quanto riguarda sempre l'Imoco, ha visto ieri la vittoria di Scandicci contro Schwerin, quindi un po' tutto riaperto il girone dopo la bella vittoria a Lodz, e allora adesso il prossimo appuntamento è fissato al Palaverde per il 6 febbraio. Benetton Rugby venerdì ha vinto a Grenoble e il ritorno però è stato un po' amaro perché c'è stata la conoscenza che non sarebbero andati avanti più in Challenge Cup, e allora proprio andiamo a sentire che aria si respira alla Ghirada, a Monigo, e lo abbiamo chiesto al tecnico della Touche, Marco Bortolami.
Beh, un po' di delusione c'è per questa eliminazione, anche perché è venuta nei minuti finali con una meta intercetto di Connacht, fa parte del gioco, per cui va accettata. Credo che la cosa positiva sia che siamo stati in gioco fino alla fine. Probabilmente se ci trovassimo in un paio di situazioni che hanno fatto la differenza a nostro sfavore adesso, con la consapevolezza che abbiamo adesso, credo cambierebbero le cose, per cui guardiamo avanti e continuiamo il nostro percorso. Guardiamo avanti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, cosa bisogna trarre da questo insegnamento? Beh, che ogni episodio, ogni situazione conta e l'unica maniera per farsi trovare sempre pronti è allenarsi e avere un approccio spietato in ogni situazione. Stiamo cercando di sviluppare questo ai giocatori già da 2 anni a questa parte e si iniziano a vedere i primi segnali, però dobbiamo continuare su questa strada. Qui a Monigo, perché ci troviamo a Monigo, e poi alla Ghirada, settimana particolare perché mancano parecchi nazionali. Sì, sono rientrati oggi quelli che verranno coinvolti nella partita di Belfast. Sì, una settimana un po' strana come tutte le settimane prima delle 6 nazioni, ma la squadra è molto motivata, c'è stato tanto entusiasmo sia oggi ma anche nei giorni precedenti, per cui credo che siamo in un'ottima posizione per fare una grande partita ad Ulster. Hai anticipato, quindi la nazionale vi ha liberato questi 8 giocatori, li utilizzerete? Sì, utilizzeremo i ragazzi che pensiamo possano essere utili, la maggior parte della squadra comunque saranno i giocatori che sono stati con noi fin da le settimane precedenti, nei giorni precedenti, per cui credo non ci siano alibi, abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi e siamo pronti a una grande battaglia. Una grande battaglia con Ulster, che è stata la squadra che è venuta poi a vincere qui. Che partita sarà? Sarà una partita molto fisica. Ulster è una squadra che tiene molto palla, per cui la nostra difesa sarà ancora una volta testata, ma credo che la soluzione sia tenere palla a nostra volta nelle giuste aree, nei giusti modi, ma riuscire ad avere il pallino del gioco per più tempo possibile. È una squadra molto fisica, in casa gioca con una passione incredibile, però sai, anche se abbiamo perso qui contro di loro, per gran parte della partita siamo stati superiori a loro, abbiamo concretizzato poco, diciamo che se riusciremo a concretizzare le nostre opportunità lì, credo che saremo in grado di essere in una posizione buona per riuscire a portarla a casa. Gioca domani la Benetton per quanto riguarda il rugby. Lasciamo Benetton Rugby e ci spostiamo di poco, andiamo a Villorba, sempre nel Trevigiano, iniziative Villorba Rugby e meglio dire in questo caso il Villorba, perché il Villorba ha presentato nei giorni scorsi una presentazione poi importante di questi 40.000 metri quadrati di terreno che avrà a disposizione per incrementare ancora di più il suo sviluppo nel mondo del rugby e non solo. Andiamo a sentire con l'ausilio del presidente delle iniziative Rugby Villorba quello che ci aspetta e quello che aspetterà naturalmente gli sportivi a Villorba. Siamo a Villorba, Clubhouse, per parlare naturalmente di questo progetto che abbiamo e che hai alle tue spalle. Ne avevamo parlato in sede di presentazione quest'estate, adesso è realtà. Sì, è diventata realtà, diciamo che è una realtà dopo 40 anni. Negli ultimi 2 anni abbiamo stretto rapporti con il comune in maniera più viva, possiamo dire, finché siamo andati con una collaborazione a definire un progetto. Il comune è riuscito ad espropriare il terreno, concretizzando il sogno sia comunale che nostro, e quindi abbiamo dato vita a questo progetto in collaborazione. Si tratta di un nuovo campo da rugby, più un altro campo che possiamo dire polivalente, anche se poi nel tempo magari può essere destinato prevalentemente a rugby e a calcio, vedo queste. Abbiamo un percorso vita che corona tutto il perimetro e piccole aree limitrofe dove c'è un'area per l'atletica con lancio del disco, lancio del martello, che anche loro puntano a un centro di atletica presso questo polisportivo. Abbiamo una pista di 60 metri per il potenziamento che va bene a tutti e 3 gli sport che si svolgono qui, quindi il rugby, il calcio e l'atletica, e un'area di beach. L'area di beach la porteremo di fronte alla Clubhouse
perché è molto più visibile dall'area di parcheggio, ci sono i servizi, gli spogliatoi, i club e poi abbiamo quello che ci interessa, perché il nostro è uno scopo anche sociale, è l'area 06, un'area dove i bambini possono venire tranquillamente qui davanti alla nostra clubhouse e trovare un'area giochi e fare anche sport, aperta a tutti, un'area molto semplice. Sarebbe bello riuscire a dare uno spogliatoio libero, in modo tale che una persona del nostro comune o anche fuori dai comuni vuole venire a farci una corsa, una sgambata, possa avere uno spazio dove prepararsi e poi visitare e andare nei campi sportivi. 40.000 metri quadrati, fa paura. Non fa paura, è un'area grande, però abbiamo un grosso contributo da parte dell'ente pubblico che è il comune. Noi del rugby ci mettiamo il resto e abbiamo iniziato da poco tempo a vendere delle zolle, queste zolle simboliche al prezzo di 50 euro, dove adesso vediamo qui nel nostro cartellone, alcune sono prenotate, altre le hanno già pagate e andremo a tassellare tutto il campo sportivo. Quando avremo venduto tutte le zolle, noi abbiamo un bel gruzzolo per poter chiudere, chiamiamo così, il nostro sogno e quindi realizzarlo di avere questi nuovi impianti. E allora prenotate le zolle se siete interessati naturalmente. Bene, abbiamo terminato con questa bella notizia di questi 40.000 metri quadri di campi di attività sportiva a Villorba nel Trevigiano. Abbiamo terminato il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport, ci risentiamo domani, solita ora, solito canale, 95 per quanto riguarda il digitale terrestre Caffè TV 24, la nostra web tv www.venetoglobe.com in modalità on demand. Buona giornata.